Festival Chiostro, settima edizione. La Pianura Cultura vi invita sabato 5 agosto ore 20 a Miss e Mister Europa Special Talent. Sfilata di moda con la selezione di Miss e Mister Basso Veronese e Miss e Mister Europa, con la novità selezione over 30. Possibilità di iscrizioni al 373 73 46 540. Ospiti Max Blasco, Renzo Tonel e Angelo Milani. Presentano Rita Patuzzo e Marco Falco. Dalle 20 risotto alla Mantovana e servizio bar con lo sponsor Lestro Wine Shop Co. Viale Martiri della Libertà, Casaleone. Organizzazione evento Fashion One e fotografia Paolo Giovannini. Parrucchieri ufficiali dell'evento Immagine Unisex di Sara Mantovani, Nogara ed Andy Parrucchieri Legnago. Festival Chiostro, settima edizione, sabato 5 agosto ore 20, presso il chiostro di Santa Maria delle Grazie, Sanguinetto. Media partner Radio RCS con la diretta radiovisione dell'evento. Microfono per le modelle a Filippo Cagali, un applauso anche al nostro editore di Radio RCS. Vai! Eccoci qua, intanto diamo lustro ai nostri sponsor di questa serata. Salutiamo tutti gli amici che sono intervenuti intanto qui a questa bella serata. Miss e Mister Basso Veronese e Miss e Mister Europa, ci sono anche loro. Allora, l'Estro Wine Shop Co di Marco Accordi è lì, è il suo maxi negozio che è presente in Viale Martiri della Libertà, che si chiama appunto l'Estro Wine Shop Co. Poi FP Aesthetic, prodotti professionali per parrucchieri, magazzino all'ingrosso per parrucchieri ed estetiste, multimarca. Immagine Unisex di Sara Mantovani, negozio che si trova in via Sterzi 91 a Nogara. La Fashion One che organizza questa bella serata, l'agenzia di moda e spettacolo, artisti, spettacoli di moda, concorsi di bellezza e tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo. Poi l'associazione culturale La Pianura, se non ci fosse questa associazione noi non esisteremo, proprio questa serata non ci sarebbe. Un applauso all'associazione. Fa parte dell'associazione culturale La Pianura, che è suddivisa in 3 rami, la Fashion One, Area TV e Pianura Cultura. Poi inviterei anche, visto che la serata è patrocinata dalla provincia di Verona, nonché dal comune di Sanguinetto, l'assessore qui presente in giuria. Applauso. Isa Baggi, assessore all'istruzione, per un saluto istituzionale ovviamente. Prego. Buonasera a tutti, intanto volevo fare un ringraziamento per l'invito che ci avete fatto. Per noi è sempre un piacere accogliere veramente tutte le nostre associazioni e la Pianura Cultura è una delle associazioni veramente molto attive, come ne abbiamo tante altre, ma veramente Jerry con tutto il gruppo è veramente super attivo. Quindi oggi festeggiamo il 7° festival qua nel chiostro, quindi veramente un grazie a noi, a voi, nel senso per essere qui. Colgo l'occasione intanto per apportarvi saluti intanto da parte del nostro sindaco e da tutta la nostra amministrazione comunale. Che dire, grazie veramente per queste serate veramente di condivisione, veramente di compagnia e questa sera di bellezza, visto che insomma di bellezza ce n'è un bel po', compreso anche in Giulia, vero? No dai, quindi grazie per la serata e buon lavoro. È da ricordare che insomma l'amministrazione comunale, attraverso questo gioiello che è l'ex convento Santa Maria delle Grazie, dona ai cittadini non solo momenti spensierati anche in queste belle estate. È presente più di 20 ragazze, purtroppo tra ieri e oggi una 13ina di ragazze hanno dato purtroppo la loro mancanza. Con me Marco Falco di Radio RCS, presente con questa sera in doppia come si dice, in doppia mansione, no? Sia come presenterò gli artisti, i musicisti, dato che anch'io lo sono, quindi è un piacere dare loro questo palco, e anche dietro la regia, quindi se proprio in questa serata Rita Patuzzo, che doveva essere lei la presentatrice di questa serata. Benvenuti da parte mia, da parte
parte dell'Associazione Culturale La Pianura e dal nostro presidente Gerry Brighenti. Eh sì, dovevo io presentare questa serata e purtroppo proprio ieri è successo un incidente, come vedete. Sono scivolata e mettendo giù la mano mi sono rotta 2 ossicini del polso. Ok. Comunque vi dico benvenuti, sarà una serata bellissima, una serata d'estate, anche se purtroppo il tempo ci ha un po' penalizzato, ma una serata che sarà all'insegna della bellezza, dell'eleganza, dello stile. Ma signori, io non ci sono, o meglio sono lì seduta con tutti voi, ma qui avete The Voice, la voce di Radio RCS e Marco Falco che presenterà gli artisti. Quindi buon proseguimento, una bella serata in compagnia e soprattutto buona vita a tutti. Grazie. Direi allora di iniziare con la prima uscita delle Miss, dei concorrenti che si presentano da sole, ma prima la musica che il nostro Marco, la regia, introdurrà con la prima sfilata. Prego. Buonasera, sono Daniela da Grandotto. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Loredana e vengo da Minerva, in provincia di Verona. Buonasera a tutti, io sono Sara Vergine e vengo da Lago Padovano, in provincia di Padova. Ciao, sono Anna, vengo da Carpi, Modena. Buonasera a tutti, mi chiamo Elena e sono di Reggio Emilia. Grazie. Ciao a tutti, Elena Fini da Modena. Buonasera. Buonasera a tutti, io sono Rosi, vengo dalla provincia di Padova per il Sacco. Buonasera a tutti, sono Michela e vengo da Piamonte, in provincia di Grosso applauso alle nostre 8 Miss. Eccole qui, potete andare, grazie. Complimenti. Mi dispiace per la scivolata di prima, il microfono non entrava, allora è dovuto anche... Va bene. Allora, abbiamo sentito appunto che la serata è a sfondo sociale. Il primo spot, Marco, possiamo sentire applauso alla giuria. Adesso sono cavoli tuoi, noi siamo qua e ti ascoltiamo. Adesso mi metto io, posto tu. Andiamo. Non devo dire niente, devo solo guardare, apprezzare le persone, non guardare solo la bellezza, perché questo concorso, a diversità degli altri, abbiamo i temi sociali molto importanti, sentirete anche gli sport, perché oltre alla bellezza ci sono altre cose importanti. Certo. Abbiamo stasera il piacere di avere il nostro già finalista. Tanto affetto fraterno, nessuna gelosia. Prego, può sedersi e ammirare la serata. Intanto il nostro buonasera a tutti. Attilio Mazzoni. Spero che passate tutti quanti una bella serata, che vi divertiate e nonostante il maltempo che c'è stato questi giorni, ho visto che stai fatto un grande lavoro e speriamo che non deluda.
Assolutamente, grazie, un applauso. Poche parole. Allora, vogliamo sentirlo? Ok? Allora, la canzone che vuoi fare per primo è? Pescatore. All'ombra dell'ultimo sole si era sopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne la sventina stasera, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano svegli una vetrina. Sfilata, chiamiamo subito la prima Miss, vediamo un po' chi è in scaletta. Prego, vieni pure da qui e ci dici cosa fai questa sera per il tuo talent. Io ho un talento, dono da mamma piccola, sono stata riconosciuta per questo e disegnerò un simbolo molto importante e poi vi farò vedere 2 opere che ho fatto durante il Covid, che ci tengo che siano presenti qui in questo luogo di pace e che iniziano a votare. Bene, allora Daniela, prego. E con un sottofondo musicale proprio scelto da lei, che è Michael Jackson, la base di Michael Jackson, We Are The World. Daniela Cittone, Gran Torto in provincia di Padova, abita lì, classe 82, alta 1,60, colore degli occhi cerulei. Il mio ex compagno è stato in guerra in Iraq e ho avuto un figlio con lui e tutt'oggi sappiamo che suo padre ha avuto grandi problemi fisici, è stato invalido al 100% per l'esercito, comunque voglio dire questo, è ancora in vita, sta bene e è una brutta situazione vivere la guerra, quindi dopo tutta una serie di brutti momenti è meglio vivere la pace e ricordarla e bisogna tenerla la pace, basta poco, è un sogno importante da trasmettere e mi ricordo che la pace porta al volo al mio dipinto più bello secondo me è questo, una farfalla presa dal vero e poi dietro c'è l'altra che ha fotografato, questa è la fotografia di mio figlio che anche lui ha preso un po' di talento manuale e io l'ho riprodotta con l'acquarello. Daniela Cittone, un applauso lo merita sicuramente. Bene, passiamo a Loredana Piccolo. Vediamo un po' quale base musicale Marco ha in sottofondo per lei. Allora, Loredana Piccolo, ti esibisci con la canzone? Allora, io vi faccio un discorso su una tematica sociale molto attuale, che è la violenza nei confronti delle donne, in particolare la violenza nel contesto domestico. Prego, tutto tuo il microfono. Allora, come tutti sappiamo ci basta comunque accendere la televisione e ascoltare il telegiornale per sapere quante donne ogni anno vengono uccise dal proprio partner, dalla persona che diceva di amarle, e anche le statistiche ci dicono che sono centinaia ogni giorno le chiamate al pronto soccorso e anche alla polizia proprio per casi di violenza domestica. E in particolare ora vorrei però soffermarmi su una tipologia di violenza un po' più sottile e forse meno evidente rispetto a quella che è la violenza fisica, e mi riferisco alla violenza psicologica.
In particolare, quali sono le caratteristiche di questo tipo di violenza? Come possiamo accorgerci di questa violenza? E allora, dei segnali molto importanti sono intanto l'isolamento sociale della vittima, quindi il partner cercherà di isolarla dalla propria famiglia d'origine e anche dai propri amici, e in certi casi le imporrà anche di abbandonare il proprio lavoro. Questo serve per creare uno stato di dipendenza oltre che emotiva ma anche economica, e per indebolire comunque la donna in questione. Poi altri segnali molto importanti sono la svalutazione continua, quindi continue 60, colori occhi verde scuro, capelli castano, taglia seno 3, taglia abito S, scarpa numero 37, studia all'università, facoltà di psicologia di Parma, vuole diventare una psicologa. Gli piace tenersi in forma allenandosi ogni giorno. Complimenti a Loredana Piccolo. Prego. Chiamiamo sul palco la numero 3, Sara Vergine. Eccola qui con la base musicale di Marco, vediamo cosa ci propone il suo talent. Buonasera, io questa sera porterò un monologo dedicato a tutto il pubblico, un'incitazione a non arrendersi mai. Prego, a te il microfono, lo aggiustiamo. Ops. Prego. Ciao, come stai? Nel caso oggi non te l'avesse detto nessuno, stai andando alla grande. Ti svegli ogni mattina e metti sul tuo viso un sorriso meraviglioso. Non importa cosa stai affrontando, quanto siano difficili le cose o quanto alto il prezzo che devi pagare per non mollare mai. Tu lo fai ogni giorno, resisti e sorridi. Quando stasera la tua testa capirà il tuo destino, ricordati che stai facendo un ottimo lavoro. Sii paziente, perché giorno dopo giorno stai dando sempre qualcosa. Passo dopo passo ci arriverai. Sono così orgogliosa di te e dovresti essere anche tu. Sara Vergine, Gazzo Padovano, aspetta che ti presento con la tua scheda, alta 1,60, occhi marroni verdi, capelli castano biondo, vero? E taglia seno seconda B, perché sai la C, la D e la E, non lo so io. Poi andiamo con taglia abito small, si vede, no? Fisca un po', scarpa numero 38, e poi quanti lavori allora sono? Di bodybuilding, categoria bikini. Ok, per cui muscolosa. E poi ancora la musica, ama la musica italiana, latinoamericana, insomma il reggaeton. Ed ora si prepara la numero 4, Anna Giovannini, che viene introdotta dalla musica. Io chiedo a mio fratello di cantare con me, ovviamente, perché non ho talento come tutte queste bravissime ragazze, e quindi... Allora invitiamo il fratello, vediamo un po' il fotografo della serata praticamente, che ci dà una mano a questa talent. Allora il microfono all'asta.
tempo non era corretto, però la voce insomma quasi era intonata, va bene? Un applauso! Come ti chiami? Io mi chiamo Paolo. Allora Paolo, la prossima volta portiamo la tua base, va bene? Allora Anna Giovannini, la rappresentiamo con la sua scheda, altezza 1,62, occhi color marrone, colore capelli biondo, come vedete, poi taglia scarpe al 39, taglia abito S, taglia seno 2. Poi abbiamo i lavori, l'insegnante scuola a, non si può anche, materna, scusate, manca la N qua. Poi l'istruzione, l'esperienza lavorativa l'abbiamo detto, guarda, la quinta concorrente, eccola qui. Lei, Ilenia Marangoni, fa il giro dall'altra parte perché ovviamente ci sono anche altre telecamere, altri fotografi che in questa serata vengono qui appunto a riprendere, oltre alla diretta radio su Radio RCS e in radiovisione. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Allora Ilenia Marangoni, quale talent ci proponi questa sera? Canto, provo a cantare almeno. Canto. Allora Marco, hai già la base pronta? Sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee, come il pezzo di una vita che non c'è, come un'acqua nelle vene, ho una splendida bugia, la ferita che oramai non va più via e non finisce mai, che non mi passa mai, ogni giorno mando giù le lacrime per te, ogni notte il letto è così grande che mi ci scrivo ancora un po' e lo so che non sto bene, che mi devo liberare dalla trappola di questo amore, perché non vivo più, perché Cantare, ho visto nella scheda, Allora la guardiamo del tutto, lei di Reggio Emilia, altezza 1,55, colori occhi castani, colori dei capelli anche, taglia del seno la seconda, taglia abito 40 e la scarpa porta il 37, quasi una cenerentola anche lei. Prego soltanto dire una cosa, che Prego? sono di Reggio Emilia ma ho anche origini venete perché mio papà era di Montarino, premesso io vivo. Ho visto, però le letture preferite sono i trailer, i loro. Esatto. Ecco, abbiamo scoperto allora Ilenia Marangoni, grazie, un applauso ancora. E passiamo alla numero 6, la concorrente numero 6. Elena Fini, qui con noi per presentare il suo talent. Presumo che canti a questo punto, giusto? No? Sembrava Eros Ramazzotti, la canzone. Allora, cosa ci presenti? Allora, presento la copertina di un mio libro che scrissi tanti anni fa quando ero in città del secondo figlio, ne ho fatti 4. Volume, grazie. Ho fatto 4 figli, per ogni figlio ho partorito qualcosa. Interessante. Il primo figlio la mostra poetico-figurativa sui sogni, Porte e finestre sui sogni, si intitolava, Fatto la casa in campagna. Col secondo figlio ho questo libro che si chiama Dimensioni, infinite stanze del mio io, poesie e figure, insomma, immagini. E poi col terzo figlio ho partorito un'associazione e col quarto figlio ho partorito un sacco di altre cose, tra cui la scuola di musica, sì, tantissime altre cose, e sono un attivista per i diritti umani. Allora abbiamo scoperto come si fa ad avere tante ambizioni, basta per fare figli, vero? Le maternità portano, diciamo, la creatività. Bello, bello. Allora, diamo anche la tua scheda, cosa dici? Diamo un po' di informazioni utili. Allora, altezza 1,62, occhi colori scuri,
i capelli scuri ovviamente come vedete, taglia il seno 5, taglia abito L e le scarpe numero 38. Esperienza di lavoro, pedagogista per 32 anni, complimenti. Titolare poi anche di siti internet, a quel che vedo, scrittrice, madre di 4 figli, come abbiamo sentito, attivista per i diritti umani. Grazie ancora a Elena Fini di Formigine in provincia di Modena. Prego. Cogli l'attimo, scrivi la poesia ispirata. Cogli l'attimo, immortala il momento con una foto. Cogli l'attimo, libera il pensiero che credi vero. Cogli l'attimo, lasciati guidare dalla fede. Cogli l'attimo, lasciati cullare da una musica o da un quadro. Cogli l'attimo, esprimiti con la tua creatività. Cogli l'attimo, vivi con intensità e passione il tuo presente. Cogli l'attimo, coltiva progetti seguendo i tuoi sogni. Rosy Pozzato, giusto? Eccola qui, qual è la tua ambizione, talent? Allora, io farò un'imitazione di Madonna, sono un autodidatta, quindi non spaventatevi, cercherò di dare il mio meglio. Ok, allora ti esibisci un ballo, giusto? Prego! Eccola qui, un applauso. Ora diciamo insieme la scheda perché non l'hai combinata tutta. Allora, sei di? Io vengo da Brugge, in provincia di Padova, centro di Stato. Poi abbiamo l'altezza. 1,70. In realtà vi do due cognomi, Pozzato Pasotta, ci tengo a dirlo perché sono entrambi molto importanti per me. Poi occhi. Marroni. Colore dei... Un po' blu, un po' castani, un po'... Taglia abito. Seno. Questa, una terza. Ok, e poi il numero di scarpe. Un 37, 50. E imprenditrice, sei di che settore? Nella ristorazione. Poi altre ambizioni? Ho il cartone, che non è un'ambizione, devo dire che sta passando l'età. Mi piace il paracadutismo e sono un po' mozzarella su questo. Soffro le vertigini, ma proprio per questo ci ho detto tutta. Il preferito? Ti presento Joe Black, è una storia molto importante che parla molto dell'amore. Bene, un applauso a Rosy Pozzato, grazie. Sfilata dall'altra parte, quindi vedo anche gli amici di Area TV, sono presenti qui con noi. E come ultima concorrente, ma non ultima, la numero 8, Michela Turretta, eccola qui con noi, che ci propone? Allora, un scritto, un racconto che ho scritto io e l'ho dedicato per la festa della mamma, l'ho dedicato alla mia mamma e si intitola Grazie mamma. Prego allora il microfono tutto tuo e ti ascoltiamo volentieri.
avevano 2 occhietti vispi e attenti. Un pantofolo di coperte proteggeva quella meravigliosa creatura. Pensavo, era notte, intorno, tutto intorno silenzio. Avevo il cuore gonfio di trepidazione che andava veloce. I passi nella notte, dentro a spazi non del tutto familiari, andavano spediti a ritmo con i battiti di quel piccolo cucciolo d'uomo, figlio del desiderio. Quel battito raccolto e gelosamente costruito fin dalla prima ecografia. Indelebile quello sguardo, minuto, pulito, tremulo, cercava il profumo della mamma, riconoscibile ad occhi chiusi, presente accanto, nutriente. Nascere, un mistero che parla in silenzio, sempre e per sempre. Fa nascere un figlio che si fa da sé, cominciando da te, mamma. Dopo quello sguardo, dopo una frazione di tempo abitato di silenzio, arriva il pianto. Così quel figlio del desiderio, condiviso, cercato, voluto, si è fatto voce. Era notte intorno, tutto intorno, ancora silenzio. Quella notte sola, ma non sola, avevo acceso un lume, mentre su pagine bianche scivolavano queste parole in movimento, come ombre mosse da una fiamma che agitava in me emozioni di riconoscimento, tenerezza, dolcezza e gratitudine alla vita. Grazie, mamma. Un applauso, andiamo a scoprire anche la scheda di Michela Torretta di Vigo d'Arzere, in provincia di Padova, alta 1,75, occhi azzurri, colore dei capelli biondi, taglia di abito 42-44, seconda se mangia il risotto oppure ecco, poi taglia di scarpe 39, e il suo lavoro al momento non c'è, esperienze lavorative, sono l'arbitro federale della pallavolo, quante schiacciate hai annullato? Ma no, quante schiacciate ho fischiato. Va bene, poi aspirazioni professionali, insegna danza popolare e ballo anche ballo popolare. E il tipo di musica che ascolta i cantautori italiani, le letture preferite sono i romanzi e i gialli, il film preferito è il cinema. Associazione che stanno facendo le riprese. Poi volevo ringraziare sempre anche la Rete TV. Ciao mamma, mi sto divertendo, siamo in diretta Instagram addirittura. Sì, siamo un super social. Ormai la Rete TV va dappertutto. Poi volevo ringraziare ciao mamma, quelli di Radio RCS, no, perché sta guardando mia mamma, è sempre la prima fans. Poverina è morta 2 anni fa, quindi vabbè, mi sta guardando sempre. Ciao mamma. Bene Jerry. Cosa vuol dire? Basta. La parrucchiera, volevo ringraziare Sara che quando la chiamo è sempre disponibile. No, scusa, devo fare un po' questi ringraziamenti, devo fare personalmente. E poi ringrazio l'associazione che ci ha dato una mano, perché sono venuti, eccetera, eccetera. Ti lascio. Penso, sono dimenticato di qualcuno? Dai, casomai lo ricordiamo dopo. C'è Filippo Franzini che vuole dire la sua. No, Jerry Brighenti ti vogliamo ringraziare. Ciao mamma! Ovviamente Jerry Brighenti della Fashion One che ha Filippo Franzini. E allora ringrazio anche Paolo che mi ha dato una mano, non mi ricordo più, Giovanni. Enrico Pegoraro, grazie, anche lui mi ha dato una grande mano, e ringrazio Maurizio Ronchini, dove è andato? Non vedo più la zanzara, comunque vabbè. Davanti. Ciao, sono contro luce, scusa. E niente. Andiamo col secondo ospite, ma prima lo spot sociale. Di Sottaro. C'è anche di Sottaro. No,
del comitato San Vito di Cerea, giusto? Sono vero? Sì, lavoro anche là Buono il risotto per chi ne ha assaggiato, io l'ho assaggiato pure. Comunque questo è spettacolo puro, voglio dire, qui non c'è base, non c'è nulla, c'è solo la voce, lui e la sua chitarra, e la sua pedaliera e la sua batteria a piede. Allora, poi vado io un attimo al mixer e sistemiamo un po' di più. Allora, ripeti il tuo nome, ti chiami? Mi chiamo Angelo Milani. Dove sei? Di Rocco all'Adige, anzi Tomba Sosana per essere precisi. Io sono appassionato di musica, ho un passato sempre amatoriale ma abbastanza lontano. Vengo dai buskers, dalla musica da strada, ho avuto diversi progetti sia con musica irlandese che blues, poi faccio un paio di brani, Destinazione Paradiso e Sex Bomb, che un po' si riallacciano alle mie origini blues, per cui vi ringrazio dell'attenzione, è un grande piacere essere qui. Tutto da ascoltare, Angelo Milani! Un viaggio senza sole, senza ritorno se non torna, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. In questo giro tondo d'anime chi si volta perso resta qua, lo so per certo mi sono voltato anch'io e per raggiungerti ho voluto correre, ma più mi guardano in giro e vedo che c'è il mondo che va avanti anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. E dimmi perché. Prego la buona musica. La terza sfidata in costume.
spettacolo puro. Lui è, diciamo, da anni, ci conosciamo da una vita, giusto, veramente da tantissimi anni, e ha caricato i palcoscenici. Eccola qua, allora noi ci sbagliamo, la fascia, chi la diamo? Da chi è? Allora la Giulietta, per cui direi di fare un passo avanti, possediamo sia la corona, la coroncina, che la fascia, ok? Un applauso! Miss fotografia sulla faccia, da come non sono sindaco. Eccola lì. Continuiamo. Sapevo che eravamo in questa sera, ma è sempre così come Jerry. Ok.
Dopo passerà già a darvi un bacio per penitenza, ok? Miss Talent allora. Eccola qui. Ok. Miss Europa va al numero 7 Rosy. La giuria potrebbe anche darti una mano, Jerry, lo dici? Dai, ogni volta qualcuno ci viene a numero 1 che si chiama Daniela Sebasco, quindi Blasco, quindi un applauso a Daniela. Mai una premiazione così dolorosa e numero 8 sì. Oh, benissima, un applauso anche a lei. Che andrà a raccogliere Miss Europa, 2 fasce al numero 2 e alla 3. Complimenti, premia a Attilio Mazzoni, responsabile delle Miss e Mister Europa. No, lei sta con me, ha detto che per voi sembra con le fasce che saranno indossate in questo momento. Prego. Michael da Piazzona, eccolo qui, foto ufficiale. In mezzo alle miss per coronare questa bellissima serata a San Guido. Foto ufficiale che resterà negli annali di questa manifestazione.